È molto dura, tutto sommato. Scusi. Non riesce a trattenere le lacrime raccontando ciò che le è successo. Carol Lerime vive con il compagno in un appartamento a Canizzano. Nel tardo pomeriggio di ieri, mentre erano entrambi fuori, la casa è stata visitata dai ladri. A fare la brutta scoperta è proprio Carol, di rientro all'ora di cena. Il primo sospetto sulla porta d'ingresso, trovata chiusa ma senza mandate. Poi dentro la vista del caos e l'assenza di un paio di salvadanai spariti dalla cucina. Subito appena arrivata, ho suonato il mio vicino di casa che mi ha aiutato a entrare perché da sola non me la sentivo e abbiamo visto. Dopo le fatalità è arrivata la vicina di casa, l'altra, e insieme siamo andati in punto a vedere dove erano arrivati. Mobili e cassetti aperti, indumenti e oggetti personali sparsi ovunque. Nei progetti dei due giovani, 23 anni lei, 25 lui, anche le nozze, già fissate per il prossimo giugno. In casa quindi anche soldi in contanti per far fronte alle varie spese in vista del matrimonio, finiti anch'essi nel bottino dei ladri. Hanno portato via 2 anelli, un braccialetto, poi qualche soldino perché fatalità appunto ci sposiamo qua a giugno e dovevamo pagare qualcuno, 2 giubbotti, ci hanno aperto la porta del balcone dietro perché fatalità della stanzina sono entrati dal terrazzo. Le impronte sul muro indicano la via seguita dai ladri che si sono arrampicati servendosi dei tubi del gas. Dal terrazzo sono entrati in casa scardinando gli scuri e la porta-finestra. Oltre ai danni materiali e ai soldi per il matrimonio, la violazione della propria intimità. Quando si prova sulla propria pelle è proprio devastante, molto psicologicamente soprattutto, non è più per che hanno rabaltato tutto, è più per le cose personali che hanno portato via. Quello sì, tantissimo.